degenerazione antropologica della politica, perché se la politica deve usare Fedez per poter ridefinire le sue identità, se la RAI deve usare quel discorso di Fedez, quindi io non entro nel ragionamento che ha fatto, lui ha detto quello che credeva di dire, ha fatto bene a dire quello che credeva di dire, però quello che io non accetto da un punto di vista proprio strettamente politico è che la politica utilizzi Fedez in questo modo, e lo trovo sgangherato, perché sgangherate la persona, perché è quello che si fa fotografare con la moglie incinta col pancione, non hanno un minimo di interiorità, non hanno un minimo di privacy, si fanno fotografare quando sono in gabinetto, cioè è una cosa che, se permettete, a me disgusta innanzitutto da un punto di vista estetico. Poi lui ha tutto il diritto di dire quello che vuole, e condivido anche adesso quello che ha detto Luxuria, perché ha fatto un ragionamento molto corretto, ma il degrado antropologico della politica è quello di utilizzare i discorsi che vengono fatti per una ridefinizione. E allora torniamo a quanto diceva prima Rampini. Il PD ormai è il partito dell'establishment, è il partito dei magistrati, il partito dei professori universitari, è il partito degli artisti, è il partito dei giornalisti che non sono contenti di fare solo i giornalisti, è il partito che stabilisce chi sta bene e chi sta male dal punto di vista etico, chi ha diritto di poter esprimere un parere e chi ha il diritto di non poterlo esprimere. Guardi, il disegno di legge Zan ha all'inizio una sua definizione di ciò che è sessualità, di ciò che è sessualità, e la cosa che è indecente è che stabilisce ciò che è sessualità sulla base delle proprie iniziative. Io ce l'ho qui, è inutile che vi faccia perdere tempo, ve lo posso leggere. Il primo punto è definizione. Per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico. Anagrafico. Ma insomma, capite che un conto è la biologia, un conto è la biologia. La biologia è quello che ti stabilisce che il pianeta può sopravvivere perché deve avere l'aria pulita, deve avere le foreste, deve avere anche quei poveri cristi che fanno figli perché sennò il pianeta non sopravvive. Poi c'è dall'altra parte una valutazione morale. Io sono assolutamente convinto che l'omosessualità ha una sua dignità morale, la giustifico da ogni punto di vista, però da un punto di vista biologico è un'altra questione. Mi dite voi, siamo sempre, perché ormai c'è un'ossessione sessuale della politica, che anche questa è indecente. Mi dite voi, la pedofilia. Adesso io lascio perdere di cosa significa da un punto di vista organico, biologico, lì me lo diranno i medici. Per me un pedofilo è una persona schifosa, è una persona che non ha dignità di essere in un contesto. Sì, ma che c'entra questo? Pedofilo? Il pedofilo era una figura assolutamente accolta in una cultura classica di grande dignità. C'entra perché noi stiamo confondendo il giudizio che si dà morale con una realtà biologica. Ora